Naturalmente le due squadre pronte per l'inno. 5 punti in 4 giorni, riparte così la marcia dell'Epiu Pomì che sull'onda lunga di 2 successi casalinghi consecutivi in una sola settimana si presenterà in fiducia al duello campale di sabato a Monza, sfida che può valere l'Europa. Qualche rammarico resta invece alla Banca Valsabbina Millennium, capace di conquistare l'1-1 ma poi schienata dal crescendo rosa. Finisce 3-1 il confronto del Palaradi con Casalmaggiore che torna ad esultare per un successo da 3 punti. Non succedeva da quasi un mese, quando proprio a Cremona le rosa piegavano nettamente Perugia. All'appello della sesta giornata di ritorno rispondono 2 squadre in formazione tipo. Coach Gaspari conferma il sestetto potente, riservandosi cambiamenti in corso d'opera. Il rivale Mazzola riparte dalle certezze del match vinto contro Firenze. Il primo set di marca locale, le rosa partono meglio e restano avanti con Popovic e Carcases subito sugli scudi nel 25-22. Brescia si aggrappa subito a Mingardi e Spitch ben innescate da Bechis. Di fatto fa le prove per il parziale successivo che riaccende la spia dell'allarme in casa VBC. Fattori trascinanti del 20-25 che riapre i giochi sono le centrali di Brescia con Veltman a rubare la scena, 5 punti e 75% in attacco. Il terzo set segna la svolta dell'incontro. Casalmaggiore decide di far rispettare le gerarchie e le ambizioni europee, alza gli standard e mette in mostra una Carcases dominante. Il 25-16 è indicativo di un predominio rosa che trova conferma nel quarto set. Brescia lima qualche lunghezza, prova a rimettersi in scia forzando il servizio ma non basta. L'Epiu Pomì è padrona del match e chiude 25-18. Dopo la vittoria al tie break contro Filotrano arrivano 3 boccate d'ossigeno che mantengono ad una sola lunghezza le distanze in classifica da Monza, prossima avversaria delle rosa. Per Brescia il focus è già orientato sul duello di domenica al Palagiorgio di Montichiari contro Perugia.